il 24 luglio è stato per noi una sera veramente difficile, perché ci ha distrutto il lavoro di un anno intero, e non solo, perché avremo dei danni che si ripercorreranno anche nei prossimi anni. Certamente piangersi addosso non serve a niente, pertanto ci siamo rabbuccati le maniche e abbiamo pensato appunto di recuperare tutte queste mele che non si potevano più vendere come prodotto fresco, e pertanto l'abbiamo trasformato, abbiamo fatto questa spremuta che appunto da oggi viene venduta nei punti vendita del SPAR, e del quale di ogni pezzo venduto 10 centesimi verranno donati alla casa di riposo di Montegliano, che è stata completamente distrutta ed evacuata. L'iniziativa è un'iniziativa eccellente. Il nostro amico produttore Pomis, che ha un'azienda di produzione appunto di mele e di trasformazione, ha subito un danno importantissimo a causa della grandinata, e quindi ha deciso di intervenire subito, e quindi ha deciso di produrre con le mele rovinate che non possono essere più vendute, di produrre questo succo che abbiamo messo in vendita in tutti i nostri punti vendita, e una parte del ricavato dalla vendita andrà appunto ad aiutare la ricostruzione della casa di riposo, che ha subito danni milionari. Questi per le SPAR sono attività molto importanti, attività a sostegno del territorio, ed è uno dei valori più importanti che le SPAR persegue da sempre.